Buonasera a tutti. Prima di parlare io in rappresentanza diciamo di Tarzo e sia dal punto di vista amministrativo che della popolazione, abbiamo qui l'assessore al comune, l'assessore alla cultura del comune di Tarzo, che dirà due parole. Sì, anche senza microfono, anche perché c'è un bel palco che ci fa sentire importanti. Buonasera a tutti. Io sono un po' abusivo, nel senso che noi siamo a Vittorio Veneto e appunto chiedevo prima all'amico De Bastiani se c'era un assessore del Comune Giuliana, ma magari arriverà dopo e sarà anche lei la benvenuta. Io vi porto i saluti invece dell'amministrazione comunale di Tarzo, dell'assessorato alla cultura e anche del sindaco che ci teneva a essere qua, dicevo prima a Bruno Micheloni, ci teneva a essere presente, ma è andato dal dentista, quindi non c'è nessun impegno istituzionale, è un problema pratico di quelli che purtroppo poi non ti permette di partecipare. Però ci siamo, c'è anche una ottima presenza, siamo naturalmente ben lieti di questa pubblicazione che unisce la storia di Tarzo e di Vittorio Veneto, meglio Ceneda. Quindi noi tarzesi piccolini lì allocati in collina siamo onorati di essere, come dire, uniti a Vittorio Veneto, città della vittoria, per motivi storici importanti che tutti conoscete. Quindi complimenti al circolo di ricerche storiche vittoriese, benemerito, la sua responsabile che saluto per l'attività culturale che fa. Le dirò, sono un po' invidioso, vorrei che ci fosse anche Tarzo per il circolo di ricerche storiche, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a farlo. Stiamo facendo molte attività culturali anche insieme alla Proloco di Tarzo, c'è qui il presidente Piaia e alle associazioni, ma un circolo di ricerche storiche, a meno che Bruno non ci aiuti, e anche il professor Tomasi magari ancora non siamo riusciti a farlo. Quindi un saluto da parte mia, complimenti Bruno per il lavoro che hai fatto insieme al professor Tomasi che adesso ci delizierà, perché dovete sapere che ci delizierà, questa è la parola esatta. La presentazione, noi abbiamo avuto l'onore, noi tarzesi, ecco, abbiamo avuto l'onore di assisterla già in prima come si dice, in prima battuta, un mesetto fa circa, proprio con il professor Tomasi e Bruno Michelon nella sala consigliare, quindi nella massima espressione come luogo dell'attività amministrativa. Quindi onestamente sono anche contento di poter risentire la lezione del professor Tomasi e a corredo di questa iniziativa editoriale. Quindi complimenti ancora anche all'editore e a tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa. Buon ascolto e in bocca al lupo professor Tomasi. Altre due parole ce lo dice anche il presidente della Proloco di Tarzo, che prego salire, che sono diciamo gli sponsor del volume. Un cordiale saluto a tutti quanti, mi fa un straordinario immenso piacere essere qui in mezzo a Vittorio Veneto, la mia città natale, quindi portare questa straordinaria pubblicazione. Ringrazio l'amministrazione comunale per averci coinvolto in questa iniziativa e saluto l'assessore De Polo perché crediamo fortemente in questo tipo di attività culturale. Crediamo che sia fondamentale conoscere la nostra storia, le nostre radici, perché ti permette di essere chi sei, di conoscere a fondo chi sei, ma soprattutto ti permette di capire dove andare. E anzi tra l'altro vi invito proprio domenica 12, domenica questa ci sarà la seconda tappa di Tarzeggiando, un'iniziativa che coinvolge un po' tutto il nostro territorio tarzese. Le guide alpine del nostro gruppo alpino di Tarzo ci porteranno attraverso i sentieri, tra l'altro appena ripristinati dall'amministrazione comunale, e avremo la possibilità di conoscere le nostre aziende agricole, i nostri produttori, quindi e a darci il benvenuto ci sarà la Corale dei Laghi, quindi un invito a tutti gli appassionati di passeggiare, di camminare, di conoscere il nostro territorio, di apprezzare le nostre bellezze culturali. Grazie di cuore e un saluto a tutti. Bene signori, allora questa sera parliamo degli statuti di Tarzo e anche di Tarzo. Allora, voi sapete che gli statuti sono quell'insieme di regole che normano la vita civile di una comunità. Ce l'abbiamo anche noi in Italia, diciamo il codice civile, penale, criminale, e così ce l'avevano anche alcune comunità nei tempi passati, anche loro civile e criminale. Per quanto riguarda la nostra provincia di Treviso, faccio presente che 9 dei vecchi comuni hanno statuti. Su 110 comuni che c'erano
quando è stata fondata la provincia, 9 avevano vecchi statuti, che sono il capoluogo, Treviso, poi Conegliano, Ceneda, Serravalle e 5 feudi. I 5 feudi sono la Valmareno, il Collalto, San Polo, San Cassiano e Tarzo. Gli altri comuni della provincia statuti non ne avevano, per cui per esempio Oderzo, Motta, Castelfranco, Mogliano vanno tutti con gli statuti di Treviso. Questo per farvi capire la rarità e nello stesso tempo anche l'importanza di averli. E diciamo, proprio per sottolineare questa importanza, il Comune e la Pro Loco hanno voluto provvedere alla ristampa di quelli del 1620. Ristampa di quelli del 1620, di cui un rarissimo esemplare è stato prestato molto gentilmente dal dottor Zagonel, che ha la fortuna di averne uno perfetto. Essendo perfetto e pulito, fresco di stampa, è venuto benissimo anche la stampa dal punto di vista editoriale, perché questi statuti che prendiamo stasera sono un'anastatica con un'introduzione storica. Allora, vi dicevo che in tutto sono 9, 4 città che se la sono fatti loro e poi sono stati approvati da chi comandava, e 5 feudi. I feudi, che sono quelli che vi ho detto, di solito di norma non fanno i propri statuti, vengono richiesti dalla popolazione e il giurisdicente, il conte, li concede, li fa fare a qualcuno, a qualche giurista, e dopodiché entrano in uso legale. E così per 4 di questi piccoli feudi che vi dicevo. Uno però, che è quello di Tarzo, gli statuti se li ha fatti lui. Quindi, diciamo, da questo punto di vista si è comportato come una città, per quanto la cosa possa sembrare strana, ma gli statuti di Tarzo sono stati chiesti dalla comunità al vescovo, e la comunità stessa ha provveduto a nominare 26 regolieri di Tarzo, precisamente 7 da Tarzo, 7 da Arfanta, 7 da Fratta e 5 da Corbanese, totale 26 persone, che si sono studiati e fatti gli statuti. Dopodiché, quando sono stati fatti, gli statuti sono stati portati a Venezia, dove in quel momento abitava il vescovo, era un Correr, quindi abitava al suo palazzo a Venezia, e lui naturalmente li ha approvati, come ha detto da subito: voi ve li fate, io poi li approvo. Quindi è una peculiarità di questa piccola comunità essersi fatta da solo gli statuti. Chiaramente, e lo dice proprio il proemio degli statuti, gli statuti di Tarzo del 1444, che poi sono stati tradotti in volgare perché erano in latino, sono stati tradotti in volgare, nuovamente richiesti dalla comunità e stampati nel 1620, e questa è l'edizione di questa sera, che in pratica funziona così: nella parte sinistra della pagina ci sono gli statuti del 1444 in latino, nella parte destra della pagina, in controfacciata, ci sono gli statuti in volgare. Allora, dicevo, nella parte iniziale, nel proemio degli statuti, c'è scritto chiaramente che questi statuti sono stati fatti perché c'erano già gli statuti precedenti, e l'estensore del proemio dice: c'erano gli statuti vecchi, c'erano gli statuti nuovi e c'erano gli statuti nuovissimi. Questo nel 1444, il che vuol dire che c'era, diciamo, qui le interpretazioni sono due: una che ci fossero 3 edizioni degli statuti, l'altra che ci fosse un'edizione principe, diciamo, e poi aggiunte e riformazioni, come succedeva di solito, cioè veniva cambiato per esempio un articolo, allora veniva aggiunto, oppure si aggiungeva un articolo nuovo e veniva aggiunto anche quello. Alla fine
chi governava si trovava di fronte agli statuti vecchi più vari pezzettini di pergamena con le aggiunte e le riforme, a un certo punto decidevano di ricompattarli in uno solo. Questo è stato fatto nel 1444. Prudenzialmente, molto prudenzialmente, io ho scritto nella parte introduttiva che gli statuti vecchi sono circa del 1337-40. Questo perché voi sapete, dopo la morte di Rizzardo da Camino, nel seguito della storia che è stata piuttosto confusa, nel 1335 Tarso è stata occupata dal comune di Conegliano perché diceva che in antico apparteneva al suo distretto, quindi era roba sua. Vengono diciamo richiamati tutti i regolieri di Tarso nelle 3 regole primigenie, che poi saranno 4 a partire dal secolo successivo. In tutto sono 87 persone che si riuniscono nelle varie regole, quindi Corbanese Arfanta davanti alla chiesa, a Tarso nella casa del comune. E queste 87 persone dichiarano che effettivamente loro sono con Conegliano. Questo succede nell'aprile del 1337. In settembre del 1337 c'è un'altra regola degli stessi regolieri che dichiarano che loro sono con Ceneda. Quindi vuol dire che fra aprile e settembre dello stesso anno è successo qualcosa. E quindi io mi immagino, non abbiamo nessuna prova, ma è plausibile che sia così, che i regolieri sono andati a contrattare col vescovo. Cioè, gli hanno detto: tu vuoi venire a Tarso? Va bene, noi ti prendiamo come signore, conte, però tu ci devi garantire primo la nostra autonomia, e infatti saranno sempre autonomi da Ceneda, e secondo ci devi garantire gli statuti. Quindi se avevano già statuti caminesi, il vescovo li riconosce quelli, se per caso non li avevano, se ne fanno loro di nuovi. Questa capacità di contrattazione e anche risolutezza della comunità tarzese è dovuta essenzialmente a una cosa. Questi hanno una casa del comune a Tarso documentata dal 1307. Documentata dal 1307 vuol dire che è senz'altro almeno 200esca. Quindi loro già alla fine del 200 hanno superato quelle che sono le limitazioni delle piccole regole del territorio, si sono riuniti in un'unica comunità e come sempre l'unione fa la forza. Quindi loro si pongono di fronte a chiunque altro che stia sopra o sotto di loro come una comunità. È un processo molto raro. Diciamo, l'esempio più eclatante che abbiamo è quello del Cadore. Il Cadore ha una comunità che è in piedi come minimo dal 1235 e questa comunità contratta con i signori da Camino i propri statuti proprio in quell'anno, nel 1235, perché era difficilissimo, come è difficile oggi andare d'accordo fra i singoli ma anche fra le varie comunità, lo era anche allora. Riuscire a capire che unendosi si faceva la forza non è stato un passo facile per nessuno, e qui praticamente in zona solo Tarso ha fatto questo salto di qualità che gli ha permesso di porsi in una posizione di forza di fronte a tutti. Quindi diciamo che come minimo Tarso ha dei statuti intorno al 1340, questo l'ho scritto io prudenzialmente, ma può darsi benissimo che ce l'avesse già nel 200, perché i caminesi usavano fare dare gli statuti se venivano richiesti con una certa forza. Comunque, anche tenendo solo il 1340 è già molto molto indietro. Dopodiché si sono fatti le addiciones e le riformaciones, e poi nel 1444 ha chiesto al vescovo di poter mettere insieme.
una seconda volta lo chiederanno nel 1620, che sono questi. Fra l'altro hanno fatto tradurre in volgare da un nobiluomo cenedese i loro statuti, però i loro statuti sono talmente arcaici in alcune manifestazioni che anche il traduttore non ha saputo tradurre e quindi non ha tradotto certe cose, perché si era perso anche il significato di alcune cose. Usano per esempio, ma questo è solo un esempio, al posto di dire bandire, gli statuti di Tarso usano forbannire, che è una particolarità. Lo usano anche gli statuti del Cadore, che sono appunto del 1235. Forbannire è una forma longobarda, corrisponde al tedesco verboten e all'inglese verband. È una forma molto molto arcaica che è stata sostituita poi nell'italiano bannire e poi adesso bandire, diciamo. Quindi, come vedete, sono statuti molto molto vecchi. Allora, vengono chiesti in queste varie date, e la comunità di Tarso chiederà i propri statuti anche dopo la fine della contea. Voi sapete che nel 1768 Venezia incamera il feudo vescovile di Ceneda e ci manda un podestà, quindi comanda direttamente e non più tramite intermediario. Beh, la comunità di Tarso ancora nel 1775 chiede a Venezia questa volta che gli vengano stampati, cioè che gli sia dato il permesso di pagare la stampa per i nuovi statuti, che effettivamente vengono concessi e stampati nel 1775. Una copia è in comune a Tarso. Allora, abbiamo visto una comunità molto molto risoluta, che ha capito già subito che mettendosi insieme si riesce a avere più forza contrattuale, cioè si fa la massa critica per le discussioni e anche per le richieste. Un'altra peculiarità che ha Tarso rispetto a tutte le comunità della zona è che esiste in Tarso una, diciamo così, una borghesia, cioè una fascia di famiglie che non vive solo a Tarso e vive anche fuori, quindi conosce anche le realtà esterne, insomma ha girato il mondo e quindi è in grado di indirizzare anche tutti gli altri conterranei, i tarzesi, i quali capiscono che il bene di questi che, diciamo, consigliano queste cose, alla fine sarà anche un bene di tutta la comunità. Ci guadagnano loro, ma ci guadagnano tutti. Questa presenza di questa fascia, diciamo, borghese, ma sono famiglie notabili che poi diventeranno anche nobili, è una cosa molto particolare. Ce l'abbiamo già dal XII secolo, perché già nel 1180 c'è la famiglia da Corbanese che comanda su Tarso e ha di sua proprietà un castello, che è il Castelnuovo di Corbanese, di cui vedo in fondo l'ultimo proprietario. Allora, questi da Corbanese si trasferiscono già nel 1180, probabilmente anche prima, perché qui le documentazioni sono per una data, ma è chiaro che è una situazione che dura da parecchio, si trasferiscono a Conegliano e quindi viaggiano fra Conegliano e Corbanese. Sempre da Corbanese viene la famiglia del Giudice. La famiglia del Giudice è una famiglia che si chiama così perché il primo documentato, Lavo, era giudice nel 1280. E trovare un giudice nel 1280 o comunque nel 200 in periferia, perché Corbanese è in periferia dell'impero, è una cosa rarissima. Vi assicuro che i giudici, che era una carica molto molto elevata a quel tempo, più elevata di adesso, si trovano di solito solo nelle città. Questa famiglia del giudice poi si trasferirà a Ceneda e da Ceneda poi si trasferirà a Conegliano. Tanto per dirvi, nella famiglia del giudice nel 400 3 generazioni successive si laureano in medicina a Padova. Questo tanto per farvi capire che tipo di famiglia stiamo parlando.
Da Corvanese viene anche la famiglia dei Gironcoli, che si trasferirà poi a Cison e un altro ramo a Venezia, dove sarà dappertutto una famiglia notabile. Parte già notabile e lo sarà anche dopo. Da Tarzo vengono ovviamente i Mondini, prima sono da Silamo e come tali, Silamo è una località di Tarzo, e come tali sono famiglia notabile già nel primissimo 400. Nella seconda metà del 5 i Mondini è perché uno si chiamava Sigismondo, detto Mondino da Silamo poi cade, era solo Mondini. Si trasferiscono prima a Serravalle, poi a Ceneda e in parte anche a Venezia, e a Ceneda faranno parte del Consiglio dei Nobili e diventeranno una delle famiglie più importanti, mantenendo sempre palazzi sia a Ceneda che a Tarso. Quindi partecipando anche tutte queste famiglie partecipano anche della vita tarzese. Sempre da Tarso gli Ortolina sono notai e professori di scuola di allora, sono a Treviso dal primissimo 500, e trasferirsi in una grande città non è sempre facile, perché lì di notai e di professori ce n'erano parecchi, quindi la concorrenza è tanta. Poi in proseguo a Tarso avrai Lucis, avrai Longo, avrai Pancotto, cioè sono grandi famiglie che stanno lì ma vanno anche fuori. Anche i Corte, che sono una grossa famiglia di Arfanta, che hanno medici e avvocati già nel primissimo 600, si trasferiranno poi a Ceneda diventeranno, anche loro faranno parte del Consiglio e scopriranno poi la nobiltà nel 1768, non la nobiltà cenedese, la nobiltà veneziana parlo. E da Fratta viene la famiglia Rossi, di Giovanni Rossi, che è stato cancelliere di Tarso, era il proprietario del volume degli statuti di cui è stata fatta l'anastatica, e si trasferiscono anche questi a Ceneda. Vi ricordo che il primo sindaco di Vittorio Veneto è un Rossi di Fratta, quindi capite che tipo di famiglie va fuori da questa piccolissima comunità. Qui faccio 30 secondi di separazione, perché di questa diaspora tarzese mi piace ricordare anche un amico, poeta, scrittore, uomo politico, ma specialmente grande amico del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, che è il compianto Michele De Bertolis. Anche lui è nato a Tarso, poi si è trasferito qua. Quindi, come vedete, è una diaspora di gente importante che va fuori, continua a mantenere i rapporti con la comunità nativa, e quindi è in grado anche di consigliare e di indirizzare per tutte quelle che sono le necessità del momento. Questo a partire già dal 1337, perché giocarsela col vescovo non era una cosa semplice. E verranno richieste, appunto dicevo, nel 1775 e verranno dati, per cui cambiano solamente i primi due comma, cioè non si parla più del vescovo, perché ormai il vescovo si parla di Venezia nelle prime due pagine degli statuti settecenteschi. Ecco, io non vi sto a parlare degli statuti perché è una roba che a me non piace, la trovo noiosissima, è una roba da studiosi di giurisprudenza e di storia della giurisprudenza. A me degli statuti di Tarso mi sono piaciute due cose specialmente. La prima, che è l'articolo di pagina 136, intitolato degli atti falsi. Gli atti falsi, sapete, li fanno anche adesso, li fanno i notai, li fanno i falsi bilancio, fanno falsi da tutte le parti e normalmente vanno nel dimenticatoio, perché poi vengono tutto sanato in questo momento.
in quel momento, siamo nel 1444, chi scrive un atto falso è condannato al taglio della mano destra. E fin qua è abbastanza normale, perché sono cose che succedevano. Ma la cosa che a me è piaciuta moltissimo, che ho trovato solo negli Statuti di Tarso, è che nella casa dove lui ha scritto l'atto o ha fatto comunque questo falso amministrativo o questo falso, il comune farà dipingere, quindi affrescare il fatto, cioè il fatto che gli tagliano la mano, perché dobbiamo metterci nella mentalità del tempo, sono tutti analfabeti. Quindi è inutile scrivere qui a Giovanni Tomasi gli hanno tagliato la mano destra il 5 dicembre dell'anno tal dei tali, no? Non lo capirebbe nessuno, non lo leggerebbe nessuno. Mentre invece se fai il disegnino che tutti possono vedere, magari non si ricorderanno più il nome, però per secoli sapranno che chi fa quella cosa si becca quello. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la mancanza di un comma, di un articolo che è già presente per esempio negli statuti di Valmareno e anche negli statuti di Conegliano. Cioè non esiste nessun articolo in questi statuti che parli della caccia con gli uccelli rapaci, usavano i falconi, diciamo, addestrati per la caccia. Allora ho pensato che a Cisò per forza che c'era un articolo su questa cosa qui, lì comandavano i Brandolini e prima di loro i Da Camino, e quindi la caccia se la volevano tenere loro, questo tipo di caccia. A Conegliano, dove esiste anche questo comma, la caccia col falcone se la potevano permettere solo pochissime famiglie per il costo iperbolico che avevano questi animali, e quindi era come dire: questa è una cosa che possiamo fare noi e ce la gestiamo noi. A Tarso invece non ci pensano minimamente che il vescovo possa andare a fare la caccia col falcone, il vescovo o qualche nobile possa andare a fare la caccia col falcone a Tarso, proprio non lo prendono neppure in considerazione. Queste due cose sono le cose che più mi hanno colpito nella farragine, perché ce n'è per tutti i tipi, tortura, quando si può fare, quando non si può fare, picchiare la moglie e i figli, che si può fare, picchiare la moglie e i figli si può fare naturalmente, se poi gli fai le fratture, vabbè, paghi il medico, ma non ci sono penalità. Ecco. Quindi chi vuole potrà divertirsi a leggere gli statuti. Ora, sia il Comune che la Proloco hanno favorito, diciamo, la stampa di questo volume anche per far vedere ai tarzesi e anche ai non tarzesi quali sono le peculiarità particolari di questa comunità, che si estrinsecano col fatto di avere gli statuti, visto che in tutta la provincia sono 9. E fra l'altro non so se ci sia qualcuno dell'amministrazione di Vittorio Veneto qua, ma lo dico sia che ci sia che non ci sia. Questi 9 comuni, 7 si sono già ristampati i loro statuti, a partire da Treviso e arrivare fino a Tarso. Mancano 2 statuti che sono quelli di Cenere e di Serravalle, che a disdoro e vergogna del comune nessuno ha mai provveduto a ristampare. Chiudo la polemica qua e passo subito dopo a parlarvi a questo punto di quelle che sono le peculiarità di questa comunità. Cioè abbiamo visto che uno è l'unione fa la forza, 2 avere una fascia di borghesia che è in grado di indirizzare e di aiutare nelle scelte e di convincere anche i renitenti, perché ci sono stati anche allora gente che per paura non voleva fare qualcosa, a fare determinate scelte. E le scelte sono, ve le dico subito dopo. Siamo nella primavera del 1797. L'esercito francese, che in quel momento è l'esercito più potente d'Europa, sta invadendo tutta l'Italia settentrionale e invade anche la Repubblica di Venezia, non perché sia in guerra, ma perché la invade.
In questo momento difficilissimo per lo Stato, alcune comunità cercano nel loro piccolo di scrivere la storia loro e di far vedere al governo, che è un governo pavido e codardo, quello dell'ultimo Doge, che cosa bisogna fare. E in quest'ottica la comunità di Tarso si prepara una delibera. Dico si prepara perché se la saranno discusse fra di loro. Tarso aveva una struttura nel Settecento così composta. Le 4 regole di base eleggevano al loro interno delle 4 regole 10 bancali, cioè 10 persone. Si chiamavano bancali perché sedevano su una banca. Questi 40 bancali, quindi 4 per 10, si riunivano nella casa che vi dicevo prima, quindi quella che c'è già nel 1307 e poi viene ampliata nei secoli successivi e che servirà da municipio fino al 1956. Si riuniscono lì, eleggono fra di loro quella che diciamo in termini moderni è la giunta e eleggono anche il sindaco. Il sindaco Tarso si chiama consigliere cassa, ha una durata semestrale, dopodiché viene rinnovato. Questo per evitare che le solite mazzette, le solite cose. I tempi sono così veloci che non c'è tempo di mettersi d'accordo per avere qualche cosa in cambio di qualche cos'altro. Quindi questi si preparano una delibera. La delibera però è così importante, così impegnativa e così pericolosa che non se la sentono di fare la delibera da soli, come facevano, diciamo, normalmente. Quindi fanno una cosa che non facevano da circa 200 anni. Convocano la regola generale. La regola generale vuol dire un capofamiglia per ogni famiglia di Tarso. Tarso aveva circa 2500 abitanti, avrà avuto circa 350 famiglie, 40 sono di bancali che sono già lì, altri 300 vengono precettati per riunirsi l'8 aprile del 1797 attorno al, chiamiamolo al municipio, la Casa Granda, la chiamano loro. Loro sono obbligati, può andarci anche qualsiasi altra persona che voglia, quindi figli, fratelli, minori, tutti quelli che vogliono possono andare. Io me lo immagino che a un certo punto abbiano suonato la campana dell'Arengo, sopra la Casa Granda c'è un campaniletto a vela con una campana, serve per chiamare la gente a discutere. Quindi tutti si saranno radunati attorno a, chiamiamolo, al municipio. È uscito il consigliere cassa e ha letto la delibera. Delibera che viene approvata per acclamazione, cioè tutti, immaginate queste 400 persone, 350 persone, per alzata di mano sono d'accordo su questa delibera. E la delibera stabilisce questo: verrà portata davanti al Sacro Trono, quindi a Venezia, dal Doge. E con questa delibera la comunità di Tarso offre, mi commuovo sempre quando lo dico, offre la propria vita e le sostanze, cioè tutto quello che ha, per far fronte ai bisogni del momento. Una delibera di grande civiltà e di grande etica morale. Una copia, l'originale, è a Tarso, nel libro delle parti, cioè nel libro delle delibere, dove c'è anche tutta la storia che vengono chiamati capifamiglia, eccetera, e la delibera poi, per ordine dei bancali, i bancali mandano 2 persone, l'avvocato Giuseppe Orlina e l'allora consigliere cassa Francesco Tomasi, vanno dal Doge e la consegnano. Per cui la copia è all'Archivio di Stato di Venezia al Ministero della Guerra. Ora, è l'unica di questo genere di cui si trovi traccia, magari l'avranno mandata anche altre comunità, può darsi, però è l'unica che si è conservata nell'Archivio di Stato veneziano e non è che fosse solo la comunità di Tarso che aveva queste idee, perché ricordatevi che sempre nella primavera del 1797
a Verona ci sono le Pasque veronesi, cioè i contadini del Veronese attaccano l'esercito francese, che è l'esercito più potente d'Europa. Naturalmente finisce come poteva finire, una repressione sanguinosa per cui vengono fucilati senza tanto vedere hai combattuto o non hai combattuto, eccetera. Nello stesso periodo c'è la storia del Forte San Giorgio. Il Forte San Giorgio è un forte a Venezia, guarda le bocche di porto in maniera che nessuna nave possa entrare in laguna se non ha il permesso, e nessuna nave da guerra può entrare. Beh, nella primavera del 1797 entra il Liberatore, una nave da guerra militare francese, entra in laguna senza permesso ovviamente. La guarnigione del forte, che è fatta tutta di mercenari albanesi comandati da ufficiali veneziani, invece di guardare dall'altra parte e far finta che la cosa non li riguarda, prendono a cannonate la nave. Quando l'hanno ben colpita, montano sulle barche e passano all'arrembaggio. Quindi catturano la nave, tutto l'equipaggio, facendo naturalmente parecchi morti. Questo la guarnigione del Forte di San Giorgio. Il governo chiederà scusa a Napoleone e pagherà la pesantissima indennità, una multa che corrisponde al valore della nave più gli uccisi, più tutto quello che è andato distrutto, tutto quanto. Perché, come spesso succede, il governo fa una cosa e i cittadini ne fanno un'altra, perché diverse sono le idee, cercano di svegliare il governo che non intende ragioni. L'ultima, sempre dello stesso livello, diciamo, nei porti della Dalmazia si presentano armati 6.000 schiavoni, cioè slavi dell'entroterra, per farsi traghettare sulle navi a Venezia per difendere la capitale. Queste storie vi fanno vedere quale era in alcune comunità l'idea del momento. Sapete tutti come è andata a finire, perché il mese dopo, nel maggio del 1797, il Doge ha convocato il Maggior Consiglio pregando per favore venite tutti quelli che potete. Si sono presentate in tutto 731 persone, quindi quasi tutte. È passato, l'ultima delibera è stata: sciogliamo lo Stato, cioè il Consiglio di Venezia ha sciolto lo Stato Veneto. È una cosa che non è mai successa, non credo ne esista un esempio in tutta la storia che uno Stato sciolga se stesso. Uno Stato può passare da repubblica a monarchia o da monarchia a repubblica, ma c'è una continuità. No, lì hanno deciso che loro finivano. Per una vergogna, per così vostra maggiore comprensione, 704 sì, 27 no. Questa era Venezia, il governo veneziano della fine del Settecento, e quegli altri, a cominciare da Tarzo, era la gente invece che era pronta e disposta a morire. Vabbè, questo è una particolarità di Tarzo, perché c'è questa delibera e c'è anche a Venezia. Ovviamente lo Stato finisce che è res nullius, che è una cosa di nessuno, per cui Napoleone, che lo occupa, volendo fare la pace con l'Austria, si mette d'accordo con l'Austria e divide lo Stato. La parte occidentale dello Stato passa a Napoleone, la parte orientale passerà all'Austria, così fanno la pace. Il confine è l'Adige, per cui Napoleone prende le province di Bergamo, di Brescia, Crema, la riviera di Salò, Verona e Rovigo, e il resto passa all'Austria. Questo è con la pace di Campoformido, quella dell'autunno del 1797. Poi nell'inverno 97-98 gli austriaci arrivano e occupano il territorio che è stato loro assegnato. Non hanno le idee molto chiare, perché in questo momento è loro, però non sanno come andrà a finire. Quindi
la loro idea è di lasciare le cose come stanno dal punto di vista amministrativo, per cui il territorio veneto diventerà il Ducato di Venezia. C'era già il Dogado, perché comandava il Doge, loro lo hanno solo tradotto in italiano, Ducato di Venezia, e a livello amministrativo mantengono, diciamo, quelle che sono le divisioni amministrative veneziane. Cosa fanno quelli di Tarso nel 1798? Hanno la bella pensata di investire un po' di soldi nel far stampare un memoriale dove ci siano scritti tutti le loro, diciamo, diritti sul fatto che sono completamente separati da Ceneda. Cioè, forzano molto la mano, perché sì, erano autonomi, erano separati da Ceneda, però in epoca feudale il conte comandava Ceneda e Tarso e in epoca veneziana il podestà comandava, quindi loro forzano molto la mano. Dopodiché prendono due dei migliori di loro, un Mondini e un Rossi stavolta, li mandano con un bel po' di copie di questo memoriale, li mandano a Treviso dal capitano imperiale. Chiaro, il capitano imperiale deve mettere a posto dal punto di vista amministrativo tutta la provincia e poi riferire al governatore austriaco che sta a Venezia, in maniera che si possano fare le nuove leggi amministrative, che sono fondamentalmente uguali a quelle veneziane precedenti. Beh, io non so come abbiano fatto, avranno pagato anche qualcuno, perché oltre a investire i soldi per far stampare, per mandare questi due a Treviso, avranno pagato anche un avvocato facilitatore a Venezia, perché quando esce subito dopo, perché gli austriaci non è che si mettessero anni come noi, pochi mesi dopo è già pronta la nuova amministrazione di tutto il territorio veneto. Allora esce e nella nuova provincia di Treviso, che non è la provincia di Treviso come la conosciamo noi oggi, perché mancano alcuni comuni, cioè manca Orsago, Francenigo, Codognè e Meduna, quelli non ci sono, ma in compenso ci sono i comuni di Mel, di Lentiai, di Vas, di Quero e di Alano, che oggi fanno parte della provincia di Belluno. Tutto il distretto di Bassano con la Valsugana meridionale, che oggi fa parte della provincia di Vicenza, e in più c'era il distretto di Mestre e il distretto di Noale, che oggi sono divisi fra le province di Padova e di Venezia. Quindi era una provincia molto più grande dell'attuale. Allora, l'organigramma amministrativo della provincia è questo: 14 distretti, che sono le vecchie podesterie veneziane, 4 giurisdizioni feudali, che sono Mel, Lentiai, Collalto e San Polo, e udite udite una contea che è Tarso. Quindi non so come abbiano fatto, ma nel periodo della prima dominazione austriaca, che va dal 1798 al 1806, Tarso gode della maggiore autonomia che abbia mai avuto nella sua storia precedente e fino ad oggi, perché su 19 distretti della provincia uno è quello di Tarso, ma che era una provincia molto ma molto più grande dell'attuale. Per fare debiti paragoni, oggi su 95 comuni Tarso è uno. Quindi vedete, a quel punto loro hanno un territorio che dal punto di vista amministrativo è pari al distretto di Conegliano, al distretto di Oderzo o al distretto di Treviso, anche se ha 2.442 abitanti, che è meno dell'1% della popolazione della provincia. Quindi, beh, insomma, onore al merito, cosa volete che vi dica. Questo è 1798. Poi viene un'altra primavera, che è la primavera del 1848. Sapete, si rifonda la Repubblica di Venezia, tutti i comuni del Veneto che in quel momento comprende anche Friuli, quindi è molto più grande, sia la provincia di Udine che la provincia di Pordenone, tutti i comuni del Veneto aderiscono alla Repubblica di Venezia e quindi anche Tarso. Tarso è un piccolo comune con meno di 3.000 abitanti, quindi per le leggi austriache i piccoli comuni avevano sì il consiglio comunale di 20 persone, ma non avevano né la giunta né il podestà, come per esempio c'era a Ceneda. C'era solamente 3 deputati
che erano sindaco, facevano sindaco, vice sindaco, assessori e giunta. Queste 3 persone mandavano avanti il comune. Se avevano bisogno c'erano anche 18 consiglieri. I 3 deputati, il primo deputato era scelto perché era quello che pagava più tasse, e quindi era obbligato a fare, perché tutte queste cariche sono gratuite, sia chiaro, nessuno pagava i sindaci o quella gente lì, veniva dato il rimborso spese se dovevano andare da qualche parte. E gli altri 2 deputati vengono scelti dal consiglio, cioè dai 20, nella rosa dei 20, che poi è anche bella la rosa dei 20. Sì. Allora, qui scrive un deputato, siamo nella primavera del 1848, scrive Antonio Tomasi, che è uno dei 3 deputati di Tarso, scrive al presidente del distretto di Ceneda, che comprende tutta la cosa. E la lettera è nell'archivio comunale di Vittorio Veneto, perché è diretta a Vittorio Veneto, per chi non sapesse è dietro col muro lì. Il nostro deputato scrive: noi tarzesi siamo pronti a combattere, fucili ce li abbiamo, mandateci la polvere. Cioè, non so se rendo l'idea di questa comunità che la storia se la fa da sola, se la scrive e se la gioca da sola, o almeno ci prova, e c'è anche riuscita, diciamo. E con questo, diciamo, le peculiarità di Tarso ve le ho raccontate. Allora, l'anno scorso, nel 2014, si è verificato che esattamente 570 anni dopo il 1444 la comunità di Tarso e i regolieri di Tarso hanno provveduto alla ristampa degli statuti di Tarso, come diciamo, non solo per gli statuti ma anche proprio per far vedere le peculiarità tarzesi. Allora, la comunità di Tarso dal punto di vista amministrativo è il consiglio comunale, ovviamente, e quindi la giunta, il sindaco, e dal punto di vista della popolazione è la Proloco, che sono qua questa sera e testimoniano, diciamo, la comunità. Voi direte: ma mancano i regolieri, che erano quei 26 di quella volta. No, qualcuno c'è. Perché dei 7 regolieri di Tarso, che nel 1444 sono deputati a scrivere gli statuti, uno è Mino, figlio di Benvenuto da Rui, il quale, Mino, figlio di Benvenuto da Rui, è l'antenato di Bruno Michelon. Bruno Michelon è quello che ha proposto al comune di diciamo, rieditare gli statuti, ne ha curato l'edizione, quindi è andato a cercarsi il volume degli statuti di Arzagonel, si è messo d'accordo, ha parlato con Ortali, il professor Ortali dell'Università di Venezia, è andato a parlare con l'editore e ha seguito poi, ha curato l'edizione, diciamo. Questo è un regoliere. Per la regola di Fratta, invece, nel 1444 c'è Gaspare, figlio di Milardo da Fratta, che è mio e dell'editore Sandro De Bastiani, che è laggiù. E io sono quello che ha scritto, diciamo, la prefazione e il glossario, e poi lo sto presentando, e lui che ha fatto secondo me un gran bel lavoro è l'editore di questi statuti. Quindi voi vedete che, diciamo, l'anno scorso, 2014, la comunità di Tarso ha proseguito in un'operazione cominciata 570 anni prima dai propri antenati, e noi siamo tutti orgogliosi di questa cosa, perché ci sentiamo orgogliosi dei nostri antenati, e anche noi abbiamo cercato di fare qualche cosa in ricordo loro e anche per continuare una strada che loro hanno cominciato parecchio tempo fa. Sono le 7:30, quindi io direi che in linea generale vi ho illustrato abbastanza le peculiarità di Tarso. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, io sono qua. Domande non ce ne sono,
insomma, io spero che vi siate divertiti a sentire questo raccontino, parlato a braccio, quindi quello che c'era e... Quello che c'era da dire l'hai detto. Sì, bravo. D'altra parte hai dimostrato ampiamente una comunità particolare. Anche la storia se l'ha cercata di scrivere. Se l'è scritta da sé, quindi molto ma molto importante. Io ringrazio tutti i presenti per appunto essere intervenuti e spero di vedervi numerosi la seconda, diciamo, venerdì di maggio con la conferenza Il Maggio Radioso.